Andiamo adesso a Padova, da dove è partita la campagna dei radicali contro la condizione disumana dei detenuti nelle carceri italiane. Stefano Ede. Marco Pannella e Rita Bernardini rilanciano da Padova la battaglia dei radicali italiani contro le condizioni disumane che si vivono nelle carceri del nostro paese. Entrambi hanno iniziato il 30 giugno un nuovo sciopero della fame e Pannella non usa mezzi termini. Noi non siamo quelli che lottano contro. Vabbè, allora, no, le chiedo scusa, sì. Noi lottiamo per dei grandi risultati invece di quello schifo che oggi ci danno. Ma la protesta del non mangiare e del non bere serve a qualcosa? Guardate, sono più le cose che siamo riusciti a evitare per ora al popolo italiano di quelle pur grandi che siamo riusciti a conquistare in termini di civiltà. Il leader dei radicali lancia anche l'allarme su altri suicidi, oltre a quelli dei detenuti. Ma ci sono i suicidi della polizia penitenziaria, suicidi per la tortura che c'è. Sul Presidente del Consiglio Renzi il giudizio è negativo e Pannella racconta un retroscena che riguarda Emma Bonino. Emma Bonino, siccome è da 20 anni la più popolare non donna ma persona politica in Italia, a questo punto lui ha di fatto costretto il Presidente della Repubblica. Lui probabilmente minacciava o lasciava intendere che non avrebbe accettato di fare il Presidente del Consiglio